Allora, l'articolo 85 della finanziaria dell'anno scorso prevedeva, autorizzava la giunta regionale a promuovere la costituzione di un fondo immobiliare cosiddetto etico, che prevedesse anche il coinvolgimento di altri soggetti. Allora, cosa vuol dire? Noi abbiamo fatto un po' di conti e abbiamo detto qual è il punto di pareggio, cioè se noi oggi costruiamo 100 metri quadrati, un appartamento di 100 metri quadrati, compriamo la terra, mettiamo i soldi, facciamo la costruzione, eccetera, a quanto devo affittare per recuperare, sostanzialmente, pagarmi il mutuo. Semplifico un po' i concetti. Abbiamo visto che noi potremmo essere in grado, se facessimo un pareggio, di affittare i famosi 100 metri quadrati a un prezzo attorno ai 400 euro. Poi magari a Legnago non sono molti. Pensate a Verona o dove c'è un'alta tensione abitativa, tra i 300 e i 400 euro appunto, di rottura. Allora abbiamo detto, ma se alla fine economicamente questa cosa sta in piedi, possibile che non ci siano dei fondi disponibili sul mercato, magari guadagnando non 0, ma 2, 3, 4%, diciamo il rendimento di un bot, e quindi raccogliamo all'interno di un fondo di investimento che è governato dal regolamento approvato dalla Banca d'Italia, sotto il controllo della Banca d'Italia, quindi è un sistema economico finanziario che l'ente pubblico non ha mai usato. Abbiamo messo 5 milioni e mezzo e abbiamo chiesto alle fondazioni bancarie del Veneto di partecipare anche loro. Abbiamo fatto la legge, è partito. Oggi stiamo raccogliendo i fondi, l'obiettivo è quello di arrivare a 100 milioni di euro di raccolta di investitori. Stiamo chiedendo anche a Lancia e ai costruttori di partecipare. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio un comune come quello di Legnago, la prossima amministrazione, perché questa non credo che lo capisca un meccanismo di questo genere, perché è molto moderno, invece che vendere il terreno lo conferisce al fondo, viene stimato, c'è la possibilità di costruire, come tutte le lottizzazioni, costruzioni, ci sarà un 20% di commerciale, 10% di direzionale e un 70% di abitativo. È un fondo etico, quindi dice io tutto quello che guadagno di più, oltre il 3-4%, quello che definiremo come guadagno, lo reinvesto nella costruzione. Quindi vuol dire che il comune di Legnago o qualsiasi sindaco del Veneto potrà dire io metto un terreno a disposizione, lo divento socio del fondo, lo conferisco, immediatamente ho quello coi soldi che arriva, costruisce e si impegna ad affittare a quel famoso canone del 20, 30, 40% più basso di quello che chiede il mercato. Questo cosa vuol dire? Case in affitto per coloro che oggi non sono abbastanza poveri per chiedere una gara pubblica, non sono più così ricchi da poter vivere in affitto senza impoverirsi progressivamente. I due famosi 1.000 euro al mese, dipendenti, che oggi consumano metà delle risorse, perché non si compreranno mai più la casa, in prospettiva. Mentre una volta si faceva l'usina, dall'euro in poi, cioè, non voglio fare grandi analisi, sapete tutti com'è cambiato. Anzi, poi siccome il meccanismo del fondo è sostanzialmente quello che dà un rendimento a 20 o 30 anni, che è più o meno un leasing, semplifico sempre, non è proprio così, ma cioè vuol dire che il rendimento del fondo sono sui 20, 30, 40 mila euro a fine dei 20 anni, che è il prezzo sostanzialmente di riscatto. Quindi vuol dire che noi diamo la possibilità a quella famiglia che entra dentro
di mettere da parte i soldi e poter pensare anche con risparmio rispetto all'affitto di mercato di diventare la proprietaria un giorno della casa dove sta vivendo. Ripeto, ci rivolgiamo a quella classe che fino adesso nessuno si è occupato. Quindi le persone per bene che tutte le mattine si alzano, bianchi, neri, non me ne frega niente, si alzano, vanno a lavorare regolarmente, porca miseria, non ce la fanno più, cioè non ci sono più le condizioni per poter vivere, avere una prospettiva di miglioramento. Sapete cosa costa questo all'ente pubblico, alle tasse dei contribuenti, a tutti noi, se riusciamo a farla partire? Niente, anzi ci guadagniamo, perché la Regione su quei 5 milioni e mezzo che ci ha messo guadagnerà quel 3-4% di rendimento. Quindi è un sistema di utilizzo intelligente di quello che fa già l'economia libero mercato per rispondere a un bisogno sociale. Certo, permettetevi che forse per parlare di etica, pensare che l'economia possa avere un'etica, bisogna anche avere alcuni valori di fondo che forse non sono patrimonio comune di tutti. E noi, per quello che ci riguarda, cerchiamo anche di portare queste cose all'interno della politica regionale. Un'altra iniziativa importante, innovativa, è la prima in assoluto, è il bando, è uno dei 2 bandi che scadono il 20, è l'intervento a favore di coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile, prevedevano di poter pagare 500-600 euro di rata al mese, se ne trovano 800-900. Col rischio di vedersi portare via anche la casa, quindi anche ciò che era stato risparmiato, oppure con gravissimi problemi, perché ripeto, togliere una famiglia 200-300 euro oggi è un problema. Cosa abbiamo previsto con la Regione? Abbiamo già fatto la convenzione con i notai, stiamo facendo con gara la convenzione con gli istituti di credito, per cui ci sarà la possibilità per coloro che andranno a negoziare il mutuo, una volta stabilita che anche con un leggero allungamento del mutuo la tassa da pagare è ancora troppo alta, si partiva da 500, lo allungo, sono comunque a 600-700, la Regione ci mette la differenza fino a 25.000 euro a fondo perduto per riportare la rata del mutuo a quello che uno aveva previsto di poter pagare quando ha contratto il mutuo per la prima volta. Questa è sostanzialmente l'operazione. Eccolo qua, questo è un esempio. Famiglia, 2 genitori, lavoratori dipendenti più un figlio minore. Hanno un reddito complessivo di 33.000 euro, imposta pagata 4.400, l'ISEE, andate in comune o presso i centri di assistenza fiscale, è quell'indicatore previsto per legge che calcola i redditi, il numero di persone che fanno parte del nucleo familiare, eccetera, eccetera, eccetera. Un ISEE di 14.821 euro, 2 lavoratori dipendenti. Data di acquisto 3/11/2005, valore 230.000 euro, mutuo per 165.000 euro, 30 anni, valore tassa iniziale 740 euro. Tasso attuale variabile, la rata è arrivata a 1.083 euro, 1.100 euro. Questo è un esempio. Qui c'è capitale residuo, eccetera. Morale della favola, si cambia il mutuo, la nuova rata arriva a 850 euro con tutto questo meccanismo, l'intervento, il reddito, la percentuale rispetto al reddito, la tassa il 27,5%, il mutuo sostenibile è 8.981 euro, contributo richiesto per ridurre la rata 18.000, nuova rata mensile 748. È un po' macchinoso, ma è per fare un esempio.
Una famiglia che oggi ha 33.000 euro di reddito ha contratto un mutuo che costava 740,